Una mostra che parte subito forte e si conclude con il botto. La Biennale, presieduta da Paolo Baratta, ha reso noto nel pomeriggio il calendario ufficiale giornaliero delle proiezioni che dal 28 agosto al 7 settembre prossimi animerà il Lido con la 76esima edizione della Kermesse cinematografica. Il direttore Alberto Barbera è riuscito nell'impresa di portare in laguna ben una decina di premi Oscar. La mostra di quest'anno ci mostra invece un insieme di film incredibilmente impegnati sulla vita e sul nostro presente, sulla vita individuale, sulle donne, sul rapporto madre-figli, padre e figli, marito e moglie, su questioni riguardanti la nostra società, sui conflitti che caratterizzano la nostra società. È oserei dire un festival di film molto impegnati. Il secondo giorno, giovedì 29, ci sarà la premiazione del Leone d'Oro alla carriera al regista spagnolo Pedro Almodóvar. Venerdì 30 l'arrivo sul red carpet di Roman Polanski, sabato 31 quello di Robert De Niro e domenica 1 settembre Meryl Streep, poi via via tutti gli altri. Queste le parole del presidente della Biennale Paolo Baratta. Un festival che perfettamente merita il titolo di mostra d'arte cinematografica. Vi sono poi generi diversi nei quali si riconoscono delle qualità che fanno sì che certi film di genere, anche commedia o altro, possano entrare nell'ambito delle sezioni e quindi anche del concorso. Ma complessivamente un festival di grande spessore,